Gli esiti delle verifiche sul focolaio che ha interessato una classe della scuola primaria Fratelli Bandiera di Malcontenta sono compatibili con la presenza della variante inglese. In una situazione generale di calo dei contagi, l'Ustra e Serenissima ha confermato la formazione del primo focolaio di variante inglese del coronavirus nel veneziano. Si tratterebbe di 7 alunni ed un insegnante della stessa classe. L'azienda sanitaria ha inoltre confermato che la variante inglese presenta per certo una differenza nella trasmissibilità del contagio e che per questo motivo si stanno applicando le misure di monitoraggio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica in modo più stringente. Noi siamo molto attenti a tutte quelle che sono le evoluzioni della variante, in particolar modo della variante inglese. È arrivata anche la circolare del Ministero che impone delle regole molto stringenti per quanto riguarda gli isolamenti, per quanto riguarda il contact tracing, andare anche indietro con i contatti e quindi mappare tutto bene e chiaramente poi sarà oggetto di sequenziamento con l'istituto profilattico. La conferma della presenza di varianti è arrivata poi anche dalle analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Per i positivi, nello specifico, è stata ampliata la tempistica dei tamponi. L'indagine epidemiologica sui contatti è stata allargata dalle consuete 48 ore a 14 giorni, così come la quarantena dei contatti è passata da 10 a 14 giorni. I lavoratori della scuola rientrano peraltro tra le priorità della campagna vaccinale anti-Covid. Gli insegnanti saranno vaccinati già dalla settimana prossima, alcune USL, Venezia ma anche altre, insomma hanno già iniziato la trafila con anche le prenotazioni. Inizieremo con gli insegnanti e il personale comunque ausiliare dei servizi prima infanzia, quindi asili nido e scuole materne, perché sappiamo insomma che il contatto con i bambini è un contatto ravvicinato, non usano le mascherine, quindi riteniamo importante e giusto mettere in protezione loro subito.